Com'è andato il primo giorno senza mascherine? È andato bene, si sta cercando di tornare alla normalità ed è molto bello e ci mancava a tutti, penso. Traumatico, Perché? perché i docenti vedono le nostre espressioni, non possiamo più parlare col compagno di banco senza che i docenti lo vedano. È stato bello anche perché era mancato da 3-4 anni rivedere anche la faccia dei propri compagni, anche dei professori comunque. E poi era anche un fastidio la mascherina. 3 ore di lezione al liceo Franchetti di Mestre nel primo giorno di scuola che segna il ritorno alla normalità post-pandemia. Per i ragazzi è un nuovo inizio. C'è qualcosa che però era mancato prima con la DAD? Beh, i compagni, il rapporto con i compagni, vederli fisicamente, il caffè la mattina. Penso il rapporto costante con i compagni di classe che a causa del distanziamento oppure delle video lezioni è venuto a mancare nel tempo. Per esempio io sono all'ultimo anno del liceo e sento di aver perso degli anni importanti di scuola. No, io non credo tanto alla fine, perché con quelle attività, a parte le uscite, le gite scolastiche, tutte le attività si facevano più o meno, quindi non è cambiato molto. Poco distante, alcuni genitori attendono l'uscita dei figli dal liceo artistico Michelangelo Guggenheim. Ma cosa ne pensa lei di quello che è successo in questi anni, cioè della didattica a distanza? Negativo, Perché? perché a distanza sono a casa, giocano, fanno altre cose, Funziona non è proprio la stessa cosa. meglio tornare adesso alla normalità. Sicuramente, un po' ai vecchi metodi. Finalmente siamo tornati alla normalità. Ecco, e auspichiamo che continui per tutto l'anno scolastico, questo è quello che i ragazzi meritano di vivere. Suo figlio o sua figlia che cosa è mancato di più in questo ultimo periodo? Allora, lei ha avuto tra l'altro il periodo proprio di cambio dalle elementari alle medie e lì è intervenuta una DAD che ha creato indubbiamente uno squilibrio nel contatto con i suoi pari.